Cos'è successo? La Sampdoria t'ha dato due pallone prova con Caprari a pascolare le pecore. Allegri se ne aiuta con duri una mocca. Provavi a risalire, invece si sceso. C'è qualcosa di strano a Genova. Con due limoni te ne vai a casa a tu. Cos'è successo dopo all'Ajax? Ti si è fatto male, non ti ripigliati più, nemmeno se lo vuoi. Voglio. Buonasera a tutti da Napoliello 87 e Forza Navales. Allora, parliamo prima della partita di oggi tra Torino-Lazio, grandissimo Torino, Waiu, che vince una partita diciamo meritatamente contro la Lazio. Voglio De Silvestri non solo ha fatto una grande partita sulla fascia, voglio correva come Anuraz dannato, poi ha fatto anche un bel gol nel finale facendo, diciamo, chiudendo la partita sul 3-1, voglio, ma tutto il Torino mi è piaciuto nonostante questa vittoria. Non è servita a niente per entrare in Europa League o insomma per puntare in Europa, però il Torino ha avuto un atteggiamento come se la voleva vincere a tutti i costi per regalare almeno questa ultima soddisfazione di questa giornata ai tifosi. Voglio dire, così è stato, il Torino, devo dire, ha fatto un campionato straordinario per la rosa che ha insomma per tutto, perché comunque meritava forse di entrare in Europa per quello che ha creato, per quello che ha fatto. Tutto nello scontro diretto con la Juve si è deciso, diciamo, dai, quella ripresa del 2-1 della Torino nel finale, che viene ripresa nel finale. Comunque complimenti al Torino, c'è da fare solo l'applauso a una squadra come il Torino, perché ha tenuto praticamente aperto il campionato fino alla fine. Ovviamente, cioè, non è che non ci è andato oggi in Europa, cioè, da qualche settimana che il Torino è fuori, però ha onorato il campionato come meglio poteva. Complimenti al Torino. Passando invece alla partita della Juve, questa sera la Juventus se l'è giocata più o meno alla pari con la Sampdoria. Diciamo che è una partita che poteva finire anche in pareggio, no? Però la Sampdoria ha due fiammate nel finale e ha capovolto una partita dopo diciamo il fuorigioco di Kane, che era con la capoccia in avanti, con le treccioline in avanti, è andato in fuorigioco. E poi l'1-0 della Sampdoria lo firma De Frel. De Frel, ti si è pigliato. Come lo firma De Frel? Una mezza sciunata fra i difensori e De Frel, un po' fortunoso, dai il gol. Però il fatto è che lo piglia Pinolo, come si chiama il portiere della Juve, terzo portiere Pinolo, chi cazzo è? Poi il 2-0 lo fa Caprari, che gol lo fa Caprari, Caprari. Lui secondo me viene da Caprari, hai capito? Oppure fu Caprari, che ne sacci? Va mandato a fare i Caprari, che sto fatto? Cioè la Juventus, dopo che si è fatta male con l'Ajax, secondo me si è fatta male assai, ne ha risentito, non è riuscita più a fare risultati, ma nemmeno a pareggiare, forse in 6 partite ha fatto un pareggio, ma non potevi fare prima così, almeno mi dava una soddisfazione a me, facevo vincere qualcosa a me, no, eh? Volevi farlo ora, andiamo un po' da caprari, shh, ci sono tante capre di là, guarda quante capre ci stanno, Juventina, vieni a presa a me, che ti faccio vedere, a caprale, ale, caprale, ale, forza la pokere. Ciucciari saluta i rubandini perché non ci vedranno più, però questa sconfitta li deve fare un po' gustare tutto lo scudetto che hanno vinto. Oggi erano con Allegri, domani saranno tristi perché hanno perso. Allegri e ora tristi. Poveri Juventini, ci sfottevano a noi che abbiamo perso con il Bologna, ci hanno mangiato un ragù.
Oggi loro che sanno ha mangiato pesta alla genovese, doppia porzione di pesta alla genovese, buona, eh? È troppo buono, Juventus, la doppia porzione al pesto alla genovese. Niente, fatemi sapere cosa ne pensate di questi due risultati, lasciando un bel commento sotto il video, cosa ne pensate, va già, un bel like, sempre like, mi raccomando che stiamo scherzeggiando i like, e iscrivetevi al canale qui sotto il video, Napuliello87. Seguitemi anche su Instagram, sempre Napuliello87. Una buona serata a tutti quanti, amici, da Napuliello87 e Forza Napolessa!